Sì, la durio è la cicuta. Questa è una pianta baron velenosa. Il sembra persil di la foglia. E fa floretta, ma che la da persil. Ma anche la semenza. Anche la semenza. Ragazzi, la semenza, la stessa semenza che ha il persil che ha in l'orto. La granoccia sono gli stessi. Cioè, se ti arrivi a Gacci, le implanta per sì. E si può confondere perché le case stesse, quasi la même pianta, ecco, solo la ciamba che è leggermente violetta, mentre invece il persil la ciambi è verde, ma sono le differenze che sono talmente minime che le fa sì la confondere. Sì, la chiglia un po' perché fai pas imbarondare bene. Non le segni dai chi? L'erpambaron conosce. Non è Perché? Non è conosciuta? Perché l'erpa paga buona. Non l'erbato. E È faccio proprio perché è bene. velenosa, bisognerebbe che la conoscessero tutti. Ma è abbastanza raro per fortuna. I nostri nutrienti hanno detto che tu so che meglio la bestia o puoi mangiare non le cioè la fai per noi alla vaccia, alla ciabra, alla fiola, la fai per noi all'ombi. Queste piante velenose si usavano ad esempio negli orti per combattere i pidocchio e altri parassiti? Se sapevano che erano piante velenose, le sanità non la prendevano, non la toccavano perché avevano paura di essere velenosi.